Incidente mortale sabato sera poco dopo le 19:30 in via Pio X a Passarella di Sotto. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, due auto si sono scontrate frontalmente. A perdere la vita sul colpo un turista ungherese di 46 anni. Un altro invece è stato trasportato all'ospedale di Treviso con l'elisoccorso in gravi condizioni. Nello scontro sono rimaste ferite altre due persone che hanno riportato contusioni meno preoccupanti e che inizialmente sono state trasportate all'ospedale di San Donà di Piave. Con questo incidente salgono a 4 le vittime del veneziano sulla strada nel giro di poco più di 24 ore l'una dall'altra. Il 65enne originario di Caorle ma residente a Concordia Sagittaria che ha perso la vita lungo la provinciale 7 all'altezza di Ronchis. Il 36enne di San Donà di Piave, morto in uno scontro lungo la Triestina, e ancora il 60enne di Meolo che ha perso la vita in un tamponamento lungo l'autostrada A27 all'altezza di Casale sul Sile, a bordo della sua auto che ha preso fuoco e non gli ha lasciato scampo.